guida i campionati, siamo con Stefano Della Bianca. Stefano, 3-1, sconfitta pesante oggi contro il Treviso, ma sembra che questa vittoria l'abbia fatto e disfatto. Beh, 3-1, l'ultimo gol è stato all'ultimo secondo su una ripartenza che ha fatto, quindi 3-1, ok. Abbiamo giocato, secondo me, abbiamo giocato una buona partita, purtroppo abbiamo pagato qualche esperienza su qualche gol perché da calcio d'angolo ci siamo beccati da calcio d'angolo per noi, abbiamo beccato il primo gol per loro e quindi sì, dobbiamo buttare via queste inesperienze che abbiamo. Per il resto sto peccato perché poteva essere gol per noi, hanno fatto gol loro dal palo mio e quindi niente. Quel palo sta ancora vibrando. Il pali fa parte della porta, quindi per il palo è come fosse andato fuori. Però un po' di sfortuna c'è stata anche perché c'è stato anche un secondo palo sul secondo tempo. Quindi. C'è stato verso il finale della partita un momento in cui pensavate di pareggiarla? Ma sai, io ci credo sempre fino all'ultimo secondo. Loro diciamo che loro hanno giocato una partita a palla lunga e pedalare senza giocarla mai, ci hanno rovinato un po' il nostro ritmo perché quando la butti via devi metterla giù, giocarla, non è facile. Questo è il loro gioco, ci hanno adattati un attimo, quindi dobbiamo in futuro cercare di imporre di più il nostro gioco e queste partite qua le portiamo a casa sicuro. Insomma. A livello tuo personale sei arrivato a quota 5? Sì, 5 in campionato, 3 in coppa, ma non importa quello perché alla fine un gol, sì, questo gol qua conta relativamente perché sul 3-1 a me piace fare i gol quelli che contano, come quelli di domenica, quelli che portano la vittoria, insomma, o comunque dei punti. Ringraziamo Stefano. Grazie a voi. Mister, 3 punti d'oro, un Treviso vincente e determinato oggi. Sì, 3 punti d'oro per la classifica indubbiamente, per il morale e per la consapevolezza dei propri mezzi. Un Treviso che ha preparato questa partita nel migliore dei modi. Ho visto un buon atteggiamento, ho visto un approccio giusto, ho visto una squadra che voleva fortemente un risultato importante. Però nell'uovo siamo dei masochisti, cioè, quando ci sono le partite che capisci che le puoi chiudere e non devi rischiare niente, lo devi fare. E noi purtroppo abbiamo pagato su un episodio, quello del rigore, abbiamo dato ossigeno a una squadra che stavamo contraendo bene, che cercava attraverso la sua risorsa migliore, cioè il calcio lungo su Dalla Bianca, di metterci in difficoltà. Questo deve servirci l'esperienza. L'esperienza è che le partite hanno una storia e questa storia la devi scrivere tu, non devi permettere di scrivere agli altri. Però, chiusa la parentesi del pelo del nuovo, una prova importante, una prova da Treviso. Senti, buona la prova della prestazione di tutti, però dico 2 nomi, Livotto e Lazzari. Io ti dico, come vi ho sempre sostenuto, che Livotto e Lazzari, come tutti, sono dei titolari. Io cerco di fare le scelte migliori in base a quello che vedo in settimana, in base ai fuori quota che ho a disposizione, in base anche all'avversario, cercando di metterlo in difficoltà con una tattica collettiva. Quello che ha fatto Livotto oggi, quello che ha fatto Lazzari oggi, non mi meravigliano perché sono 2 giocatori importanti che considero fortemente come tutti gli altri. Meglio fuori casa questo Treviso che non in casa, prendiamo le ultime 2 prestazioni sicuramente. Cercheremo di invertire la rotta anche in questo senso qua. Noi ci esprimiamo bene quando troviamo... O di tenere il treno No, di tenere il treno, ma di invertire la rotta in casa, intendevo. Noi fuori casa, quando troviamo la possibilità di giocare con squadre che cercano di fare la partita, abbiamo la possibilità di mettere in pratica le nostre caratteristiche. Ci piace giocare, ci piace arrivare attraverso il gioco nell'area avversaria, anche perché per caratteristiche dobbiamo fare questo. In casa dobbiamo migliorarla questa condizione e psicologica e dinamica sotto un aspetto di un gioco un po' più veloce, perché quando trovi squadre che si chiudono facciamo fatica, non abbiamo certe caratteristiche, dobbiamo sfruttarne altre, però la squadra sta crescendo.